Devo dire innanzitutto che va fatto un augurio, un in bocca al lupo, un buon lavoro al nuovo sovrintendente e il fatto che sia un veneziano è per noi un elemento che assolutamente vediamo in modo favorevole. Sicuramente come Regione Veneto proporremo tutte le tematiche legate al territorio, alla nostra identità culturale e storica. Sappiamo che Venezia, la Mostra del Cinema di Venezia, la Fondazione Biennale di Venezia sono un connubio che deve poter affondare le proprie radici in quella che è l'essenza di Venezia e che si riconosce chiaramente nella propria storia. Va fatto un ringraziamento al sovrintendente Baratta per il lavoro che ha svolto in tutti questi anni. Sicuramente i risultati parlano in modo evidente di una istituzione culturale come la Biennale che ha avuto una crescita costante e continua e che ha rappresentato un fiore all'occhiello non solo per il Veneto ma per tutta l'Italia, per le attività che la stessa ha esercitato. Ha saputo affrontare le sfide del futuro e quindi il nuovo sovrintendente ha un'eredità sicuramente importante rispetto alla quale mi auguro possa dare continuità.